Italiani in terra di Francia. È la storia di 41.000 uomini che sono stati inviati in Francia in aprile del 1918 a combattere sui difficili e sanguinosissimi terreni di battaglia francesi. Queste truppe sono state avviate appunto in Francia come in cambio delle truppe francesi che erano state avviate alla fine del 17 in Italia dopo i fatti di Caporetto. Ho voluto narrare appunto questa storia perché è una storia pochissimo conosciuta e quindi ho voluto rispolverarla e ricordare appunto questo grande sacrificio dei nostri soldati. Vi aspetto quindi il sabato 16 marzo per una serata dove presenterò questi due importanti libri che ho scritto e dove vi racconterò questa inedita o quasi storia di italiani in terra di Francia.